Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta e do la parola al segretario dottor Nobile per la terza. Prima diciamo, sposo Arianna, Giusto Alessandro, Dualto, Giuseppe, Commisso, Giovanni, San Rocco, Barbaro Riccardo, Sara, Antonio Lorenza, Massiere Cristo, Roma Sala Andrea, Roberto Giacomo, Massimo Mauro Carlo, Ponte Rosanna, Antonio Luca, Ferrano Marilisa, Lorenzo Cattiva e Quindi grazie. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ci sono nomina di ascoltatori nella persona della signora Momentè e del consigliere Antonio. E nella persona della signora Marilisa Ferrano. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ci sono interrogazioni interpellanti. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Interpellanza urgente con risposta orale ai sensi dell'articolo 16 del regolamento comunale. Avente all'oggetto: quale è il futuro per l'area di Falconera? Sottoscritti Carmognolo, Giovanna Contro, Zantelli, consiglieri comunali dell'Est Civica e nuovo sindaco. Considerato che diversi cittadini e residenti nell'area di Falconera manifestano già da tempo le preoccupazioni sulle sorti degli immobili che insistono nell'area, e tali preoccupazioni si aggravano ulteriormente per i sequestri operati dalle forze dell'ordine che anche in queste ore continuano a manifestarsi. Considerato inoltre che dal 1971 il Comune si adopera per la realizzazione dell'Argine di Calcestruzzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione di tutto il quartiere, preso atto che già nel 1975 il Comune di Caore chiedeva in concessione un terreno di proprietà demaniale in località Falconera al fine di realizzare un piano di urbanizzazione per il risanamento della zona. Preso atto che tale iniziativa veniva rivolta e ripetuta con delibere del Consiglio Comunale nel 1982, nel 1984, nel 1993 e in ultimo nel 2002. Considerato che nel 2003 l'Agenzia del Demanio comunicava che la legge numero 212/03 fissava i termini per le richieste di smanerizzazione entro l'anno 2004 e che nella legge finanziaria dello stesso anno, 2004, l'articolo 1 del comma 434 così recitava: le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre del 64, numero 247, successive modificazioni, sono trasferite in proprietà a titolo oneroso dello stato di fatto di diritto in cui si trovano al patrimonio indisponibile del comune che le richiede un vincolo decennale di inalienabilità. Considerato altresì nel 2007 l'Agenzia del Demanio, con documento a firma dell'allora direttore dottor Stefano Lombardi, accordata la richiesta d'acquisto indicando persino l'importo da corrispondere di circa 690.000 euro, preso atto che a seguito di ciò l'allora amministrazione dava l'avvio ad una campagna di rilievi topografici per procedere ai frazionamenti, perché tale iniziativa non si concretizzò, forse a causa del taglio di trasferimenti agli enti locali, forse per problemi di natura tecnica, preso atto infine che anche codesta amministrazione in tempi recenti avrebbe intavolato con gli enti sovraordinati un confronto per ottenere in su concessione dell'intero compendio di Falconera, che a tale scopo avrebbe provveduto ad avviare una campagna di rilievi sull'area, ritenuto che, sebbene siano trascorsi circa 60 anni in condizioni di precarietà, l'occupazione del sedime demaniale impone tanto all'amministrazione e ai singoli privati l'urgenza di mettere quanto prima in legalità l'area del compendio di Falconera, interpello la signoria vostra per sapere quale sia lo stato dei rapporti in essere tra l'amministrazione comunale e l'Agenzia del Demanio, ovvero quali siano gli atti che regolerebbero la concessione dell'area in favore del comune. Si intende acquisire l'area o averne in subconcessione?
Quale sia la natura dei problemi che ancora impediscono il trasferimento del compendio dal demanio comune? Problemi di natura tecnica, politica, economici, amministrativi? Se i vari problemi di natura tecnica presenti nell'area, diversi condoni edilizi sono ancora da perfezionare, possano o meno costituire motivazione ostativa ai fini del trasferimento. Qual è infine l'atteggiamento di codesta amministrazione rispetto alla possibilità di farsi parte attiva a tutela dei cittadini di Falconera? In attesa di sollecita risposta, usiamo questi saluti. Grazie, capogruppo Miolo. Ci sono altre interpellanze? Consigliere Conte. Ti sente? Sì. Oggetto. Che fine ha fatto la commissione istituita per il gioco d'azzardo del slot machine? La sottoscritta Rosanna Conte, consigliere comunale della Lega del gruppo consigliare Miolo Sindaco e i consiglieri comunali Carlo Miolo e Lucrantelmo, richiamata la mozione depositata ancora nel 25 luglio del 2016 e discussa in Consiglio Comunale il successivo 8 novembre 2016, avente il seguente oggetto: disciplina degli orari di esercizio nei giochi illeciti, ove è consentita la vendita in denaro, installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali. Ricordando che nel documento presentato dalla sottoscritta consigliera comunale veniva richiamato il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli, firmato il 25 febbraio 2015 presso la prefettura di Venezia da parte di tutti i comuni della provincia, compreso quindi anche Caore. Fatto presente che tale protocollo si proponeva varie attività atte a contrastare il fenomeno della ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdizionale di confronto, al fine di procedere all'individuazione degli interventi da porre in essere atti a tutelare le persone affette da dipendenza. Ricordate sì che con la mozione si chiedeva al sindaco di predisporre apposita ordinanza per stabilire in via sperimentale fino al prossimo 31 dicembre degli orari limitati dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 di tutti i giorni, comprensivi festivi, relativi alle scommesse e videolottery e al funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago, nonché che venisse fatto divieto all'apertura di nuovi esercizi nelle vicinanze di luoghi sensibili, ovvero almeno 500 metri dalle scuole e punti di educazione sociale e almeno 200 dagli sportelli automatici di credito. Sottolineando che a seguito della discussione in sede consigliare venne decisa l'istituzione di un'apposita commissione che avrebbe dovuto in tempi brevi verificare la fattibilità delle richieste o comunque la stesura di un apposito regolamento che intervenisse in merito all'oggetto della mozione di allora, a fronte di numeri che evidenziavano la pericolosità anche nel comune di Cavo del gioco d'azzardo, delle slot machine e delle videolottery, soprattutto per giovani e anziani. Approvato che tale commissione non vi è da tempo più alcuna traccia e che di fatto nulla è stato deciso e definito, ritenendo che in tal modo si sia palesemente venuto meno ad un impegno assunto in Consiglio Comunale da parte del Sindaco e della sua maggioranza, con una chiara presa in giro nei confronti di chi presentò la mozione in questione e di chi poi decise di condividere la proposta della Commissione. Interrogo la signoria vostra conoscere che fine ha fatto tale Commissione, quali sono stati gli esiti raggiunti alla data odierna, quali sono le intenzioni del Sindaco a riguardo, dato che non è sembrato sin da allora realmente deciso di affrontare tale pericoloso e delicato argomento, quali sono stati gli elementi ostativi che non hanno consentito di divenire ad un qualche concreto risultato, se non si ritenga infine di discutere quanto a loro proposto, questa volta in modo serio ed efficace, anche per dare delle risposte ai molti cittadini che sin da allora ebbero modo di sostenere la validità di quanto richiesto. Distinti saluti. Grazie, consigliere Conte. Ci sono altre interpellanze? Capogruppo Caro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. In data 25 maggio 2018 il gruppo consiliare Lega dei Trasparenti aveva presentato una richiesta all'amministrazione comunale circa l'impiego nel territorio di Caorle per il riservo
marciapiedi e la viabilità pubblica del prodotto Roundup Platinum, il cui principio attivo è il sale di potassio di glifosato. Anche durante il Consiglio Comunale del 30 luglio 2018 veniva data risposta ad una interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Miliono Sindaco, sempre sull'uso del glifosato. Tale risposta faceva riferimento alla delibera della Giunta regionale del Veneto numero 1262 in materia di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Si legge nella risposta dell'assessore all'ambiente Giovanni Bonisso: vengono trattate le aree e le pertinenze stradali con prodotti a base di glifosato, in particolare nella formulazione che consente il rientro a vegetazione asciutta, quindi precauzionalmente dopo 6 ore. I trattamenti agiscono per contatto, ragion per cui hanno effetto se eseguiti in periodi primaverili o comunque quando le infestazioni sono presenti. Nella stessa risposta si sottolinea come non vengano assolutamente trattate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come ad esempio area verde pubblico, parchi giochi, boschi, campi sportivi, alberature stradali, aiuole fiorite e plessi scolastici. La risposta alla interpellanza si conclude affermando che il trattamento viene eseguito nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza per la popolazione e gli operatori di ASVO e SPIA, che da sempre si occupa di effettuare il diserbo per conto del Comune in forza della gestione del servizio di igiene ambientale. Verificato che in base alla scheda di sicurezza del suddetto prodotto esso risulta composto da specie chimiche aventi le seguenti indicazioni di pericolo ai sensi del regolamento CE numero 1272 del 2008: H302 nocivo se ingerito, H315 provoca irritazione cutanea, H318 provoca gravi lesioni oculari, H322 nocivo se inalato, H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H412 nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Considerato che in base agli indirizzi per un corretto impiego di prodotti fitosanitari adottati dalla Regione Veneto, di cui all'allegato A della delibera della Giunta della Regione Veneto numero 1262 del 1 agosto 2016, in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione, è sempre vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari aventi indicazioni di pericolo H302, H315 e H318, punti 6 e 11, paragrafo 12, allegato A della delibera della Giunta regionale 1262 del 2016, considerato altresì che in base ai sopracitati indirizzi regionali, in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi, riferimento punto 10 del paragrafo 12 allegato A legge delibera Giunta regionale del Veneto numero 1262 del 2016, atteso che il Comune anche in questa seconda azione di diserbo non ha ottemperato alla prescrizione contenuta nei sopracitati indirizzi regionali, che prevede che le amministrazioni comunali individuano le aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili e che in tali aree deve essere applicato il divieto all'uso del mezzo chimico nella gestione della flora infestante e che peraltro in assenza di zonizzazione tale divieto deve essere esteso agli interi centri abitati del Comune di Caole, in quanto rientranti nella definizione di aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. Visto che l'Agenzia per la ricerca sul campo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il glifosato nel gruppo 2A sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo e che ENFAS, OMS e FAO hanno previsto che tra le misure di cautela il divieto di utilizzo del glifosato in aree densamente popolate, tutto ciò premesso si chiede a questa amministrazione per quale motivo si è ritenuto necessario provvedere ad un'ulteriore disinfestazione in periodo non primaverile, bensì a un periodo iniziato autunnale? Sono state interessate dall'azione di diserbo aree particolarmente vulnerabili vicino a plessi scolastici o a giardini pubblici? I cartelli segnaletici prevedevano l'utilizzo del glifosato nelle giornate del 25 e del 26 settembre 2018.
Perché non sono state transennate le zone interessate inibite dalla transitabilità? Non esistono altri diserbanti non nocivi che abbiano la stessa efficacia e che non creino allarme e preoccupazione per la collettività? È possibile utilizzare metodi alternativi per il diserbo come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, ottemperando in tal modo alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie nazionali e regionali? I consiglieri Ferraro, Maria-Lisa e Catuccia Rotto. Grazie, capogruppo. Ferraro, ci sono altre interpellanti interrogazioni. Passiamo alle risposte e interrogazioni precedenti interpellanti presentate dai presidenti del Consiglio Comunale. Do la parola al vice sindaco Giovanni Comici. Sì, grazie, buonasera. Do risposta all'interrogazione del consigliere Antelmo che chiede: esiste un rischio incendi in Brussa Valle Vecchia? Sono fatti di cronaca quelli che abbiamo appreso nei giorni scorsi dai TG nazionali. Grecia e California hanno visto divampare le fiamme che in brevissimo tempo non solo hanno distrutto enormi territori di alberi e piante, ma hanno distrutto abitazioni, auto e infine, fatto più drammatico, la conta di morti dispersi è veramente impressionante. Sono molte cause che possono scatenare focolai catastrofici, anche se è risaputo che i fattori principali sono determinati dall'uomo sia per colpa che per dolo. Tuttavia le combustioni naturali esistono e possono, in determinati casi, le temperature di questi giorni sono un fattore di rischio, produrre altrettanti disastri. La preoccupazione che portiamo quindi verte a capire se esiste un'attività di monitoraggio per il nostro prezioso territorio comunale, non solo delle aree di progetto, se si sono creati o sono stati progettati dei percorsi salvavita e telefuoco, si sono pensate delle attività formative capaci di introdurre il turista che fruisce delle piante e il cittadino ad una consapevolezza maggiore delle proprie azioni. La comunicazione presentata del Consiglio Comunale data il 31 del 7, il consigliere ha fatto l'interrogazione che ho appena letto. Pur comprendendo la legittima preoccupazione manifestata dal consigliere Interno, si evidenzia che le aree in oggetto ricadono tutte in proprietà privata, bene per cultura e dati soggetti minori, motivo per cui eventuali azioni di prevenzione devono essere poste in essere dagli stessi. Piccoli incendi si sono verificati a Valle Vecchia in passato, probabilmente dovuti alla disattenzione di qualche turista. In tale contesto, il Comune ha posto in essere le disposizioni stabilite dalla legge 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, includendo il catasto delle aree percorse dal fuoco ed imponendo i vincoli di natura urbanistica. Questa è la risposta che mi hanno preparato gli uffici. Aggiungerò qualcosa di mio. In verità la stessa preoccupazione che ha espresso lei l'ho avuto anch'io quando ero consigliere di minoranza. Mi pare di non averla tradotta in una interpellanza, perché effettivamente conoscendo la zona Valle Vecchia abbastanza bene, conosco abbastanza bene che il problema del principio c'è sempre. Anche, come dire, basta un passo qualsiasi con una tanica di benzina e magari non andava da un lunedì con la bolla che dava. In verità esiste una rete di canali interni, che sono canali di scopo, che non fanno dagli affiamme, che però possono essere utilizzati eventualmente per attingere acqua per spegnere gli incendi. Ma è una cosa abbastanza difficile da svolgere quei luoghi. Sono successi diversi incidenti di incendi con le cause che dicevo prima. Il più delle volte sono stati risolti con l'uso dell'elicottero che trova acqua ovunque, di base anche in mare, insomma, che si spegne abbastanza severamente. Mi ricordo però anche un episodio, come è successo 4-5 anni fa, di qualche buon tempone che ha sparato in bengala a Falconera, ai campetti di Falconera, il quale è finito proprio dalla parte opposta e ha tutto io stesso da lanciare l'allarme che l'ho visto in diretta e ho chiamato i vigili della cosa, poi i vigili del corpo, c'era al mattino, alle 6 ero poi spegnendo questa cosa. Quindi credo che qualsiasi tipo di azione preventiva sia abbastanza difficile da fare. Dirò di più, nel programma LIFE che riguarda le dune, la Regione Veneto sta esponendo per l'agricoltura questo tipo di attività, lamenta il passaggio
continuo di persone nelle zone, insomma, pelate, diciamo così, no? Veramente il passaggio disturba la vegetazione, disturba gli animali, la fauna, eccetera, e stanno proponendo, non ho fatto ufficialmente, ne ho parlato qualche giorno fa in una riunione, stanno proponendo di recintare, cioè non di impedire fisicamente, quindi non con reticolati, con delle stazionate, cercare di convogliare i passaggi solo attraverso due vie che raggiungono la spiaggia e basta, e cercare di impedire alla gente un divieto di fatto che poi sicuramente se qualcuno non vuole seguirlo potrà farlo tranquillamente perché la zona è molto vasta, si fa fatica, e quindi credo che sia abbastanza difficile, pur capendo che la sua preoccupazione è reale, cioè è una cosa che succede, ogni tanto succede. Gli interventi sono sempre abbastanza celeri, e più che l'ente agricoltura sono dei privati che non puliscono mai le loro zone, quelle sono proprio a rischio perché sono proprio degradate, sono proprio in condizioni molto molto brutte. Qui insomma finora questi incendi sono successi e sono stati spenti anche in maniera abbastanza veloce, proprio perché è necessario praticamente l'intervento del elicottero fin quando il camion raggiungono quelle zone che eventualmente vengono tutte da sostegno. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Interno. No, giusto per ringraziare il Vice Sindaco della risposta e della condivisione della preoccupazione che credo di tutto il Consiglio Comunale. Mi domando se è possibile da parte dell'amministrazione oggi, proprio per le preoccupazioni esposte anche da lei, domandare di intervenire per creare questi percorsi tagliafuoco, tagliafiamme, anche privati, anche perché il bene che va tutelato è un bene di tutti, tutto sommato, quindi domando se esiste una facoltà da parte dell'amministrazione di domandare a Veneto Agricoltura, comunque ente regionale, di intervenire e di aiutarci a salvaguardare questo territorio in maniera utile, insomma, perché il rischio se c'è, abbiamo visto anche ultimamente, guarda caso, in Toscana cosa è successo, in 448 si distruggono territori immensi di pinete che sono preziose per noi, quindi è una domanda che è una preoccupazione. Grazie consigliere. Sì, è una cosa che possiamo sicuramente fare, quella di invitare a l'agricoltura, però volevo segnalare che l'eventuale tagliafuoco dovrebbe essere una zona abbastanza ampia. In un caso di un vento di boda così secco e violento come quello del discorso, lo stesso Cianarone secondo me non sarebbe sufficiente a garantire un tagliamento, quindi è abbastanza improbabile, difficile prevedere opere in questa direzione, proprio togliendo la miniera completamente da quel caso. Grazie. Vice Sindaco, ci sono altri interventi? Nessun intervento? Signor Sindaco, se vuole rispondere alla seconda interpellanza. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In risposta all'interrogazione del 31 luglio, il consigliere interno avete ad oggetto Presidente in centro storico, disagi e difficoltà. Le criticità strettamente legate alla vivibilità del centro storico di Caorle non possono cercare soluzioni concrete solamente nella politica amministrativa locale. Non si fa riferimento ad esempio ai prezzi di vendita degli immobili in Caorle, nelle loro diversità legate alla localizzazione, sia essa avanti il mare, in centro storico, nelle frazioni in periferia. È evidente che l'economia di mercato connessa, legata oramai indissolubilmente alla vocazione turistica della nostra città, non consente di intervenire con atti che determinino scelte che possono veramente avere efficacia concreta e incisiva nel contenimento dei prezzi. Le scelte stesse di mantenere o ampliare le ZTL derivano da esigenze di governo del territorio che, se da un lato determinano sacrifici per noi residenti, dall'altro consentono indubbiamente alle attività di ogni genere di produrre benessere e di garantire l'occupazione, seppur prevalentemente a carattere stagionale, molto alto. Quel centro storico al quale l'interpellante fa riferimento, fatto di bambini che giocavano nelle calli o che usavano il portone della chiesa del Duomo come porta da calcio, quanto l'ho aggiunto io,
o di balconi che si aprono e si chiudono con il sole, di panni stesi di chi rammendava le reti in cale lungo di Campielli, non appartiene più a questo momento storico alla nostra generazione. Perché non siamo più solo un piccolo borgo di pescatori con un entroterra rurale, ma una località che d'estate diventa una grande città con le criticità importanti da gestire, con scelte spesso scomode per i residenti ma necessarie per una ottimale gestione dei flussi. Si ritiene peraltro che la residenzialità, necessariamente da tutelare, potrà essere favorita nell'ambito proprio delle scelte di politica urbanistica per il territorio, anche nell'ambito degli accordi pubblico-privato, che potranno avere una particolare attenzione proprio per soddisfare questa esigenza. Sotto un diverso profilo, l'amministrazione comunale si occupa di intervenire attraverso la regolamentazione dell'utilizzo del suolo con la disciplina urbanistica e paesaggistica al fine di mantenere immutato anche l'assetto del centro storico, consentendo le manutenzioni e i restauri, impedendo nuove edificazioni e gli ampliamenti di quanto esistente, l'applicazione di gradi di protezione per ogni singolo edificio, nonché lo stretto controllo delle trasformazioni da parte della soprintendenza. Lo stesso strumento pianificatore, l'articolo 11, in materia di invarianti di natura storico-monumentale, si occupa della tutela, del recupero e della valorizzazione del territorio urbano del centro storico. In tale senso esprime direttive e prescrizioni molto precise alle quali come amministrazioni ci stiamo attenendo. Grazie. Al Sindaco, ci sono interventi? Consigliere Antelmo? Grazie Sindaco della risposta, grazie Presidente. Sì, immaginavo che la risposta avesse questi connotati. Immaginavo perché credo sia molto difficile da parte dell'amministrazione poter gestire le vicende, avendo io amministrato, gestire queste vicende in maniera che sono abbastanza complesse. Tuttavia questa interrogazione aveva scopo di raccontare un po' il disagio che la mia famiglia, intesa quella del centro storico, vive, quella che vive proprio nella zona pedonale, aveva lo scopo di sensibilizzare un po' tutti noi, perché ultimamente, per esempio, facendo l'esempio banale, senza fare la marcord e ricordarci di quando giocavamo bambini noi, che evidentemente i tempi sono cambiati. Però il parcheggio, per esempio, dei residenti del centro storico è un disastro. No? Allora, io ho visto, e l'avevo anche suggerito in qualche altra sede, come altre città ragionano in termini di parcheggio, per esempio, e cioè delimitando delle aree con solo per residenti e non molto distanti, proprio nella zona periferica al centro storico, dipingendo altri colori di strisce pedonali, ci sono delle possibilità di fare a Roma, questa fare a Milano, indicando specificamente solo per residenti e magari indicando zona A, zona B, zona C. E questo sarebbe già un piccolo accenno che secondo me l'amministrazione potrebbe prendere in considerazione, cioè un piccolo aiuto. Ogni volta il residente del centro storico non trova parcheggio d'estate, molto spesso è costretto ad andare a parcheggiare dai carabinieri piuttosto che al mercato, piuttosto che, per carità, io ripeto, l'ho anche scritto, noi amiamo i turisti, sono la nostra fonte di ricchezza, nessuno discute la questione. Tuttavia crediamo che un'attenzione possa essere di questo tipo, a partire da una banalità, che potrebbe sembrare una banalità come questa, potrebbe essere quindi un aiuto, un servizio che ricalca un po' quello che hanno fatto altre città. Guardando all'interesse specifico del residente, innanzitutto, che vive, paga le tasse tutto l'anno, sta qui e spende quei soldi qui, e quindi di conseguenza a tutto il resto. Ecco, era l'esempio, banalmente poteva ricadere per completo. Ci sono altre questioni che potrebbero essere legate alla vivibilità del centro storico. Evidentemente noi non parliamo del prezzo di mercato della casa, questo non lo decide l'amministrazione e ci mancherebbe. Però è evidente che lo spopolamento di questa area è sotto gli occhi di tutti, e i balconi sono sempre più chiusi e siamo rimasti qualche centinaio di persone a viverci. Allora la domanda è che cosa? La domanda non è una accusa, è una domanda: che cosa
possiamo fare insieme per aiutare a ripopolare questo sito storico? È una domanda che io pongo non senza tiberia o senza voglia di ribassa, ma è proprio una domanda che secondo me, perché è il cuore pulsante della città, vederlo spento durante l'inverno è veramente crea un po' di dolore, ecco, questo era il punto. Grazie consigliere Antelmo, ci sono altri interventi. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Aggiornamento numero 1 al programma triennale di lavori pubblici 2018-2020 ed all'elenco annuale per l'esercizio finanziario del 2018. Do la parola al vice sindaco della Commissione. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 spetta ai comuni l'obbligo di predisporre e approvare il programma triennale di lavori pubblici relativi a aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, relativamente alle modalità e agli schemi tipo per la relazione del suddetto programma triennale, vale l'inserimento del decreto ministeriale del 24 ottobre 2014. Con deliberazione di giunta comunale numero 247 del 6/11/2017 esecutiva ai sensi di legge, previa acquisizione delle esigenze in materia da parte dei diversi settori dell'ente e conseguente predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 dell'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018 del programma biennale per il fornitore dei servizi 2018-2019, il chiamato programma veniva approvato e veniva disposta la pubblicazione per il periodo di 30 giorni naturali consecutivi. La successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 16/2/2018 esecutiva senza di legge veniva approvato il prezioso programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. Con deliberazione di giunta comunale numero 147 del 9/6/2017 esecutiva ai sensi di legge, insieme al programma di cooperazione Interreg VA Italia-Croazia, il Comune di Caore ha inteso partecipare alla propria candidatura di partner con una proposta denominata SUTRA, acronimo di Sustainable Transport in Adriatic Coastal Area indicato intervento con tempo, altresì l'esecuzione dei lavori per un importo superiore a euro 100.000, giusta comunicazione